Ed eccoci qua. Bella raga, ciao a tutti dal Prussia 86. E dal Comenda Veneziano. Ciao a tutti ragazzi. Allora, siamo su PES col Prussia. Ah no, scusate, siamo su F1 e siamo qua a comincia a metà dell'opera. Ma si gode. Allora ragazzi, siamo qua. Questa è la classifica ragazzi, per poco perché purtroppo il Cume è destinato a crollare nei meandri della schifezza. Abbiamo Prussia e Comendone a 69 punti, il numero più bello del mondo. Il numero porta bene, eh? Peccato sì. Che siamo due uomini, tu fossi una donna ti avrei apprezzato di più. Lo so, dottor Prussia, lo so. Poi abbiamo la McLaren, la Aston Martin, tutti gli altri, ma chi se ne ciava. Diciamo che dobbiamo stare attenti alla McLaren, che sicuramente è forte, e a Verstappen. Nella costruttori stiamo, non dico dominando, però insomma ci siamo primi per il momento. Abbiamo preso un bel marcio. E niente raga, adesso arriva Miami, una delle piste più scandalose per il Cume, cioè Miami e l'Arabia Saudita, quindi oppure c'è prima l'Arabia Saudita, scusate un attimo. Ah no, scusate, prima l'Arabia Saudita. Prima c'è l'Arabia Saudita. Sì, quindi ancora peggio, ecco. Quindi... Se vuoi andare a correre direttamente a Miami e ti vuoi ritirare, fai pure. Ma quasi, dottor Prussia. E niente raga, speriamo un po' di prove libere per prendere un attimo confidenza, le qualifiche, poi ci becchiamo in grida di partenza con il Prussia sicuro in pole position. Prima di fare però questa cosa volevo aggiungere un ulteriore dettaglio per i nostri amici, visto che siamo partiti abbastanza a razzo anche oltre le nostre aspettative, stiamo valutando di aumentare ulteriormente il livello di difficoltà per rendere più croccante anche la stagione motoristica, visto che per ora anche nella gara precedente abbiamo comunque fatto una doppietta e non c'è stata sostanzialmente gara. Te che ne pensi? Assolutamente, dopo il caso io è chiaro che dopo un certo livello faccio fatica, ma se Prussia è troppo in fuga è chiaro che dobbiamo fare qualcosa. Ma non c'entra neanche chi è in fuga, chi è anche per divertirsi, perché io sinceramente nella gara precedente lo so. andando in fuga non c'è neanche gas, appunto, non c'era quell'adrenalina che Prussia, perché lo sapete, il dottor Prussia ha bisogno di due cose per essere felice, l'adrenalina e la patata, lo sappiamo. La seconda manca da un po' in effetti, ecco perché sono un po' incazzato. Raga, ci becchiamo dopo. Dai. A più tardi ragazzi. Ciao. Vai. Eccoci qua ragazzi, siamo tutti e due molto scontenti, una qualifica orribile, disastrosa, 16esimi e 18esimi qui in Arabia Saudita. Sì. Visto come anche il circuito sarà veramente un problema anche solo entrare in zona punti, la probabilità di incidente è altissima per quanto mi riguarda perlomeno. Assolutamente. E non dobbiamo farci ingolosire da possibili spiragli che magari gli avversari lasciano, anche perché come abbiamo visto la CPU purtroppo tende a speronarti senza troppi problemi, quindi occhio. Certo. Perché è veramente tosto. Abbiamo tempo, possiamo gestire un po' la strategia dei box, quindi vediamo di vincere la gara ai box, mettiamola così. Va bene raga, partiamo perché la tensione è altissima. Vai. Veramente altissima, si taglia col coltello proprio, sì. Allora, per partire devi premere il tasto salta per saltare, se non mi sbaglio, giusto? Go, 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 go! Vai giù, la partenza non sembra essere andata male per ora, via. Mamma mia! Minchia Cume! No, non ci credo. Mi ha toccato fermarmi, ho visto partire pezzi ovunque. Ma no. Attenzione, riesco più a fermarmi! Non ci credo, ma mi ha buttato fuori dentro, ma vaffanculo, va. Mi ha distrutto! Ritirato. Spedonato così al primo... te l'avevo detto che bisognava stare... Raggiungi coda safety. Non ci addirittura credo. Hai fatto entrare la safety car. Non ho parole. Non ho parole. È solo farli 25 giri così. Non ho parole. Cosa ti avevo detto? Non bisogna farci ingolosire. No, ma vecchio, ma non mi sono fatto ingolosire da un cazzo. Come si dice, ho frenato, ho colpito uno, l'alettone è andato, basta, poi non riuscivo più a frenare, sono andato. Qualcuno... No, aspetta, ho fatto un sorpasso illecito, ora mi multano, mi fanno la multa poliziotta. Non ho parole. No, io guarda, è incredibile, ma il bello è che poi con tutti quelli che poteva prendere ha preso proprio me. No, ho preso un altro, non sei ritirato anche un altro, io ho preso Bortoleto e dopo di conseguenza mi hai preso sulla fiancata, fammi vedere un po' che danni ho riportato alla macchina. C'ho praticamente tutta la parte laterale distrutta. Dai Prussia, ti prego, cerca di portare punti. Danni ingenti al sottoscocca, ripeto, danni. Eccolo qua, seguiamo Prussia. Bello, sarà una bella, tanto fammi una pippa io ragazzi. Cioè... Sì, ho capito, ma io con i danni ingenti al sottoscocca dove vo? Petetti? Dopo che vada? Non ho parole, guarda. Non ho parole. Va bene che avevi detto off screen che questa non era la tua corsa e quant'altro, ma porca troia, ora mi hai fatto tornare pure ai box.
Perché devo tornare ai box per vedere se mi riparano il danno. Non lo so se me lo riparano. No, scotoscocca la vedo dura. No, non voglio fare il cambio gomme, ma non ho messo neanche... Ma che cazzo di gomme mi hanno montato? Vabbè, almeno sei smarcato adesso, però non serve più fare che difficilmente tieni però per tutta la gara. Farò un altro cambio, immagino. No, vabbè, qui no, io comunque non tenevo niente, cioè io a un certo punto proprio... Buono, perfetto. Ma cosa hai fatto? No! Ma l'ho visto in diretta! Ma sei andato dritto, perché? Stavo guardando la sessione laterale, non mi sono accorto che mi aveva ridato il coso. No, ragazzi, siamo vergognosi. Cioè, ma ci ho parcheggiato qua Prussia davanti, ma che cazzo? Bene così, ragazzi, dai, che non dovesse andare bene questa gara era abbastanza scontato. Prussia, ma sei andato dritto, sei andato ai box. Guarda come esultano tutti, sì, sti stronzi sono andati fuori, guardali, non so se te vedi il team Red Bull che sta esultando. Punti, Dio Pontatus del cielo. Ma Prussia, ma ti ho visto, ti sei schiantato da solo sul muro. Sì, perché stavo guardando laterale e non mi ero reso conto che la macchina mi aveva ridato il gioco, mi aveva ridato la guida dell'auto. Sì, perfetto. Sto guardando la classifica, Lando in testa 77 punti, Prussia Veneziano 69, e costruttori siamo incredibilmente primi con 4 punti di vantaggio. A sto punto, raga, facciamo la seconda gara nello stesso video, no, perché no, ma così no, Vabbè. così no, via. Non ho parole. Raga, ci becchiamo a sto punto, ci becchiamo in griglia per Miami. Ciao ragazzi, sì, direttamente in griglia, vai. Situazione disperata per me. Tornati dopo il disastro della gara precedente, siamo nella sprint che inizierà tra 3 secondi. Vediamo se riusciamo a prendere qualche punto, perché è veramente io sono in disastro clamoroso. Sapevo che queste 2 gare sono negative per me, però non così tanto, onestamente. Adesso l'importante è far punti a Prussia. Il mio problema nasce tutto dal fatto che mi sono distratto in una maniera incredibile per quanto riguarda il discorso dei box, e purtroppo ancora una volta pago la mia distrazione e le mie solite cagate. C'è poco da fare. Come sì, come ti permetti? No, sì, mi hanno ammonito di già. Ok, perfetto. Quando è che arriva la penalità? Dopo con la terza. Ok. Io comunque sono riuscito a fare una partenza veramente a fionda, sono 12°. Io terzo. Per ora terzo. Vediamo un po', c'ho Sainz davanti. Il problema è che mi superano, però veramente avevo una macchina di merda in rettilineo, mi stanno superando tutti, Cioè... Beh, il rettilineo c'è il discorso della scia, No, ho capito, però... Cioè, veramente, io non capisco che cazzo abbiamo i componenti, stanno sviluppando la scuderia di componenti veramente in una maniera curiosa. Siamo la quinta forza del mondiale adesso, Scuderia curiosa. Sì. Vai che l'ho presa bene qui la scia Sainz. Vieni, amico mio, vieni che ti trombo, vieni. Guarda, siamo pari e questo stronzaccio passivo. Gran pilota, Prussia, gran pilota. Taccata decisiva, si piglia la seconda piazza, vai! Il problema è che è il primo in fuga. Chi è il primo? Verstappen. Sto cercando di recuperare qualcosa. Però è dura, ragazzi, è molto dura. Più che altro devo portare a casa punti, perché prima ovviamente abbiamo concluso entrambi con 0. Disastro totale. Verstappen in fuga, sarà dura vincere questa sprint, assolutamente. Qui vedi, ho sbagliato la curva, proprio come stavo dicendo prima off screen. Errore che non volevo fare, l'ho fatto. Ammonimento, sì, però qua veramente ammoniscono con i morti cani proprio, Cioè veramente è inaccettabile sta cosa. Te come vai in rettilineo? Rettilineo mi mangiano. Hai visto? C'è una merda, vecchio. Cioè, che cazzo di macchina c'è andato, però? Mi mangiano, anche perché, ripeto, io la batteria la tengo, cerco di risparmiarla per il prossimo rettilineo. Il problema è che la CPU gli dà proprio a fuoco. Vedi che ho notato anch'io sta cosa qua. Sì, ma ti ripeto, c'hanno il discorso della scia da allora. Io sto cercando di lottare come un disperato. Tanto ho portato la batteria all'1%. Verstappen è imprendibile.
Ho già preso la seconda ammonizione, che dite? Occhio. Tanto noi saliamo al 9° posto. Verstappen è indemoniato, ma che c'ha le medie anche. Tutte abbiamo le medie. Mhm. Solo che sa che nella sprint vanno appunto i primi 8, mi pare. I primi 8 sì dovrebbero essere. Solo che in rettilineo siamo una cosa, almeno io parlo per me, mamma mia, rettilineo. No, siamo fippe. Sì, sì. Poi te l'ho detto, ci fosse verso di scrostarci, perché quello dietro ti piglia la scia, è chiaro che è avvantaggiato nel rettilineo. Se non ci si leva di mezzo è un casino. Adesso cazzi. 2,5 Verstappen, no, non ci si fa, non ci si fa. Il primo posto ve lo posso sognare. C'è sempre da sperare una rottura di Verstappen. Il rettilineo mi sta veramente superando chiunque, abbiamo una macchina di merda, ci può da fare pure. Ah, bevuta fuori, non ci credo. Perdo l'alettone, per fare un sorpasso mi si incastro con l'altro pilota, c'è solo i coglioni però. Cioè, dopo andare a vedere la cosa, ero davanti, mi prende dietro, mi ha pigliato con la cosa, con la ruota sua anteriore, la mia posteriore, saluti. Non ci posso credere, non te ne va bene uno oggi? No, un disastro. Poteva essere una buona occasione per prendere qualche puntarello qui. Sì, il 2-3 potevo prendere. Ma sei proprio fuori dalla gara? No. Però sì, senza l'alettone si sa tutti le difficoltà che ci sono. Lo so bene. Fa dei box tanto per cercare di fare una gara, vabbè, comunque è finita ormai chiaramente. Vabbè, niente ragazzi, queste gare qua sono così per me, lo so. Però così male, cazzo. Credo che lotta per l'8° posto o niente, purtroppo, guarda così. Verstappen mi ha preso quasi 3 secondi ormai. Devo difendere il secondo posto. Bisogna puntare su queste gare qua, sulle altre posso fare punti anch'io, ma su queste ragazzi la vedo veramente tragica. Sì, se non mi addormento durante il coso, l'uscita dai box, quasi quasi, posso fare anche qualcosa di più. DRS intanto mi è partito, ma tanto per quello che mi serve. Adesso devo sfruttare sti giri per cercare di allenarmi un attimo. Per arrivare preparata alla gara, più che altro. Sì. Ma come cazzo fa ad andare così Verstappen? Dio Cristo! Mi chiedo che cazzo di macchina ha. Poi la batteria non gli si finisce mai. Cioè sul rettilineo veramente facciamo pena. Sì, troppo. Proprio un divario incolmabile. Sì. Ma Red Bull è la seconda forza, mi pare. Vabbè, proviamo a portare a casa questo secondo posto, visto che siamo già arrivati al quinto giro. Vediamo di concludere bene. Almeno mi porto un po' di punti. Sul Cumenda mi levo da quel 69, che ripeto, il numero è bello, ma mi avrebbe anche bello e divertito. E anche la penalità mi ha dato, no vabbè. Buona. No, mi ha staccato la spina, niente da fare. Ok, mi hanno detto che le condizioni delle gomme sono ancora ottime. Cosa posso fare? Un cazzo. Vabbè, nel frattempo Verstappen mi ha dato quasi 4 secondi, Mentre sto tenendo a 1 secondo e 8 Sainz. Buono. Cioè il passo, diciamo, con le altre monoposto è quello. Cioè il primo che è volato via proprio. Ok. Se un bug o quant'altro. No, il primo tante volte va via, sì, lo so, proprio una cosa del gioco questa. Non è normalissima secondo me, però è così. Sembra veramente che stia correndo in un'altra categoria. 3 secondi e 3, aspetta, 3 secondi e 2. Ha messo giù male la batteria lo stronzo, no. 3 secondi e 2 e 20. Dai cazzo, e ora mi finisce la batteria e finisce l'amore. 3 secondi e 2, 3 secondi e 2, rimango lì. Qui l'ho presa bene. Ma 3 secondi. No, mi supera chiunque comunque in rettilineo, mamma mia. Anche l'Alfa Tauri. Che è tutto un dire. Sì,
Sì, ormai ragazzi ho staccato, ovviamente sto guidando proprio così, non mi interessa più perché ho 3 secondi, sono penultimo, l'importante è vedere Prussia far punti. Intanto mi hanno detto che c'ho una perdita di potenza interna per l'unità a combustione interna. Vaffanculo. Buono. Ma guarda che roba, ma posso spostarmi? Niente. Cioè, guarda che roba, guarda. Grazie. Ma ancora. Erroraccio qui. È andato completamente fuori. E nonostante l'errore, Oliver Barman è fuori dalla pista. Nonostante l'errore tengo 2 secondi di vantaggio da Sainz, attenzione. Arrivo in curvona, staccatona, pesa. Si entra, si accompagna la curva e si esce, dai, così mi garba. Io qua sto quasi farmi una sega quando guido così. Sto cazzeggiando io. Ma il primo non lo pigli? Ah, 4-2. Ok. Volavo via. Devo difendere il secondo posto, però. Secondo posto che per ora mi dice un +2 da Sainz. La vettura davanti è semplicemente buggata, non è che sta guadagnando secondi, okay. È buggata. Okay. Sì, una cosa del genere. Quando il primo va via è difficile beccarlo, lo so. Cioè sta correndo con una macchina con 2 motori, non con uno. Dovresti sperare in una bandiera rossa, una safety car. Attenzione, settore 3. Riprendi gara, niente da fare, bandiera verde. Porca diaz. E ora anche le gomme cominciano a dire la sua, Ai. 4 secondi e 6. Niente, ora non vedo l'ora di finire queste gare qua, perché te lo giuro è proprio una rottura di maroni per me. Io ti dico che questa gara e quella di prima mi sarebbero anche garbate in realtà. Non mi sono dispiaciute come gare di per sé. Il problema è la CPU che, ripeto, alle volte fa delle cose incomprensibili e non pensa assolutamente a preservarsi. Hai abbandonato la sessione? Sì. Volevo capire se posso... così guardo te, mi diverto di più. Allora vai. Okay. Sì, eccoci qua. Siamo qua con Prussia, raga, purtroppo niente, non c'è niente da fare. Non va. Via. Non va. Non sono le tue gare. No, zero assoluto. Non vedo l'ora di arrivare in casa tua, guarda, credimi. Quando ci saranno le tue gare per vedere come te la cavi. Sì, abbiamo visto, comunque bene o male ha fatto una vittoria di secondo posto, quindi dove vado bene, vado a podio. La vittoria della prima gara è stata devastante. Cioè, a Melbourne piace tanto come gara. Poi vabbè c'è Spa, Monza, Ungheria, come si chiama? Interlagos. Interlagos è bello, mi garba anche a me. Sto pensando Catalogna. Lascio tutte gare, insomma, dove posso dire la mia. Ok. Dai, Prussione, porta. Ah, sei te. Ciao. Detto questo, che cazzo fa? Te ci provi in tutti i modi a sabotarmi. No, ma in realtà ti sto aiutando. Io sono in modalità spettatore, Cioè... Sì, lo so, ma tu macchina continua a vagare lì della serie. Ma ti conviene Terminator su Prussia. Verstappen è andato al numero 2 e il 4, attenzione. Ma tu devi sperare su sta cosa, perché io ti sto aiutando, perché se dà una safety car o qualcosa hai una chance. È bello, hai ripreso 2-6, cazzo. Se proprio mi volevi aiutare lo potevi speronare, ma che c'eri contromano con obiettivo unico. Mi squalificano prima, una volta potevi farlo. Una volta l'ho fatto anche tante volte quando ero più piccolo. L'onesto Comenda. Bisogna, ragazzi, cioè. Fammi capire che cazzo. Oh, no, aspetta, guarda che c'è Tsunoda che mi viene a rompere il cazzo. Io c'ho ancora il dente avvelenato per Suzuka con Tsunoda, Ah sì, è vero. Maledetto infame. Dai, guarda che stai guidando bene, comunque. No, ma questa gara te l'ho detto, non mi dispiace, sono sincero, non mi dispiace per niente sta gara, è che... Io non capisco ancora come fai a guidare poi con quella telecamera, cioè... classe. No, ma veramente, tu sei proprio il classico nerd hardcore gamer, cioè tu qualsiasi gioco lo giochi bene, cioè è impressionante. Talmente hardcore che mi sono schiantato con un muro prima. Vabbè, là perché sei un po' cazzone, però... in provola. Però, te lo giuro, cioè guidare così e fare questi risultati è da fenomeno. Cioè... Grazie.
Devo ringraziare i miei genitori per aver creduto in me anche nei momenti più difficili, mi hanno No, sempre ma sostenuto. ragazzi, ma gioca con la telecamera libera, cioè quella diciamo da fuori, cioè, non l'avevo mai vista nella storia della Formula 1, mai vista. Sono bravo per sovvertire i pronostici e creare cose che gli altri possono solo Sì, sognare. sì, Senti te! Senti te! Ragazzi, qua il Prussia è una cosa incredibile. Bagno proprio di umiltà al contrario. Prussia è la cosa più erotica del pianeta. Ah, calmo, sono richiesto, lo so. Ma guarda Tutti che vogliono un pezzo di traiettoria Plusmeister. perfetto di Prussia, guardalo. Cioè, un Te l'ho uomo detto che di, quando arrivo in questa parte di circuito potrei farmi una sega, un uomo di un'eleganza cosmica. Non per niente mi chiamano Giotto quando vado in moto, il pittore delle curve. Tu sei il pittore della patata. A voglia, pronto? Magari, di quale? È Cirio, non c'erano le patate Cirio. Non lo so, da Non mi tanto che non la ricordo. vedo non so più neanche se c'è la Cirio, No, guarda. no. Ragazzi, ma io se rinasco voglio rinascere Prussia. Cioè. Io se rinasco voglio rinascere tonno, guarda un po'. Mi garba stare nell'acqua a saltare per nulla. Bravo. Intanto inizia l'ultimo giro Prussia, le possibilità di arrivare al primo sono pochissime. Impossibili, a meno che non si schianta per stare. Però, insomma, la seconda piazza è quasi... Punti. Non è si quasi... prende la classifica costruttori, vero qui? Sì. Anche la costruttori? Sono certo. Beh, pensavo di sì, perché no? Non mi ricordo se la sprint valeva solo per i piloti. Guardate, Prussia ha un modo di guidare che sembra il miglior Prussia. Intanto che non mi spengo come prima, ripeto. No, vabbè, ma là perché tu purtroppo queste cose qua, come tutti i portatori sani lasciamo perdere. Sì, ho capito quello che volevi dire, grazie, ti voglio bene anch'io, stronzo. Sì, ho questo calo dell'attenzione, sì. Grande, vecchio. Comunque, ragazzi, io mi scuso per le prestazioni, non pensavo, so che faccio cagare, ma non pensavo così tanto. Ma che ti devi scusare, paga porca puttana, paga il mio problema è che dove vado male devo che commentare in due, cioè proprio non riesco a concentrarmi. Cioè, poi non sentire il rumore della macchina, del coso, cioè faccio una fatica, fioi. Dovresti mettere l'impostazione dell'headset con un po' di gioco anche, non tutto sulla voce. Sì, hai ragione, perché non sento nulla. Io la macchina vagamente la sento, quindi... Vediamo se posso intanto, impostazioni, finché Prussia... Allora... audio. Verstappen chiude primo e al rimorchio arrivo anch'io. Seconda piazza, qualche punto, obiettivo sbloccato, pilota della rete, trofeo guadagnato. Bravo Prussia porta a casa. Cazzo, dai, stasera si tromba, via. Punti importanti per Prussia, che Prussia ha un solo obiettivo, superare Veneziano. Pilota del giorno Comenda, come? Mi voglio ritirare anch'io, guarda. No, ragazzi, vibratamente per questa cosa, guarda. Ma perché pilota del giorno? Perché sei presidente, c'è poco da fare. Classifica, Prussia vola al comando. No, ancora no, solo un punto di svantaggio. Veneziano sprofonda al quarto posto. Però il mondiale è bellissimo perché 76 Norris, 76 Prussia, 72 Max, 69 Kuma e 58 Oscar Piastri. Nella costruttori prendiamo altri punti, siamo a più 10. Grazie Prussia, per il Kuma invece una delusione incredibile. Ci vediamo in griglia dopo le qualificazioni. Ci vediamo in griglia, ragazzi, per la gara. Ciao. Raga, sempre l'ultimo posto, ormai ho capito che qua dobbiamo supportare Prussia, non c'è proprio ritmo. Vai Prussia. No, più che altro ho visto che nelle qualifiche io sono arrivato settimo, se non ho visto male, perché non ho controllato la griglia finale. Sono penultimo comunque, sono penultimo, grazie. Se penultimo ti è andata male anche perché hai fatto l'incidente, se non ho capito male, e quindi ci avrai parecchio da fare. Sì, quindi... ma la zona punti è utopia. Dai, io ci credo in te Naruto. Grazie caro. Ok, la partenza è buona, c'è Sainz mi chiude, oia. Bene, mi hanno belle detto che c'è un'usura della combustione interna. Anche a me. Ottimo. Non sono neanche partito come cazzo volevo. Madonna, mi hanno chiuso ovunque.
Brutta cosa, comincerai a notare una perdita di potenza. Già Anch'io siamo messi uguale. male. Già siamo messi male nel drittone, se poi si perde pure così, no, ciao. Cioè addirittura Antonelli mi sta proprio prendendo tempo così. Guarda che lavoro, no, qui bisognerà veramente fare qualche cosa di superlativo per provare a tirar fuori i punti. Vediamo se ci riesco. Oddio, la distrutta. No! L'anteriore distrutta. Sì, ci ho provato. No, A un Prussia, movimento per collisione all'anteriore destra distrutta. Prussia, però se non fai i punti te, che a puttana. Lo so, ci ho provato. Ho provato a fare una cosa che non dovevo fare e non mi interessa. Cercherò di correre la mia gara lo stesso. Dio. Sono comunque sesto, dai. Bravo. Vediamo se arrivo al pit stop con l'ala da sistemare. Io ho fatto una fatica incredibile, magari tu ci riesci, No, mi distruggo. Ho perso, morto, ritirato, vai. Ma come ritirato? Ciao. Virtual. Ma come? Non è giornata. Via, ti guardo correre, vediamo. Bello! Bello, cioè. Vediamo, menu spettatore. Ma Dio santo. Dove tu sei? Comanda, eccoti qua. Assisti, vai. Anch'io io ho la scocca laterale completamente distrutta comunque. E che non posso. Tipo di telecamera. Mettiamola così. Uno spettatore nasconde interfaccia. Sì, ma l'interfaccia, ma volevo nasconderla tutta, perfetto. Mi sono fatto troppo ingolosire da uno spazio e ho perso la traiettoria. Sì, ma quando vedi con l'ala rotta che ammazzi qualcuno, te la vuol dire, è così purtroppo. Ma non è colpa dell'ale, ho frenato troppo tardi, ho fatto una cazzata. Ma no, ma tu puoi frenare anche quanto vuoi, la macchina non risponde più come prima. Provavo a inserirmi in uno spazio che non c'era. Guarda, vai rettilineo, guarda che roba. Ti mangiano, lo vedo. Assolutamente. Qui poi si è andato lungo, meno male hai tenuto la traiettoria, dai. No, ma proprio questa è una gara che odio. Sento che qua Prussia, cazzo, mi aspettavo almeno un terzo quarto. Vabbè, ciao. Qui c'è l'ammonimento anche. No, ma c'ho tutta la parte rossa addirittura. Dove vuoi che vada? C'è poco da fare. Se non miglioro un po' queste cose si sputtana poi la stagione, quello è il problema. Che 2 gare, 2 ritiri dopo un giro. Cioè, bellissimo. Che cazzo vuoi commentare? Cioè, c'è poco da commentare, c'è poco da dire. È così, punto e basta. E questa è anche una gara favorevole perché io qui mi ci trovo bene. È quello che mi fa strano, cazzo. Lo so. Ho fatto una cazzata di valutazione. Ti ho detto, poi il caldo non mi aiuta per niente perché c'è un caldo in questa stanza che sto esplodendo e quindi è così. Immagino. È così. Adesso anche in costruttori sicuramente perdiamo il primo posto. Vabbè, ma te comunque dai, sei ancora in gara. Però guarda come devo tenere la mano, la tengo proprio. Se ne va per i fatti sua. E purtroppo non posso sistemare la parte laterale, capisci? Sì. È una parte meccanica che non si può sostituire. Poi il rettilineo 2 coglioni, però il rettilineo, cioè scusami, è proprio frustrante, però quando ti fanno così c'è poco da fare. Mi nervosisco molto io personalmente. Poi vedi, ti costringono a fare questa cosa e ciao, succede questo e fai danni. Quello che è successo a me. Che poi capisci che vieni mangiato da macchine di secondo grado, che sono tanto indietro rispetto a noi, ma questo è proprio un bug di Formula 1 che gli ultimi 2-3 anni è una rottura di coglioni, vecchio. Cioè in rettilineo loro sono sempre più veloci. Infatti gioco su PC perché così c'ho la mod che non c'è sta cosa, capisci? Avevano migliorato questa cosa qui? C'è una mod, sì. Beh, se si vuole questo è uno script. Purtroppo è così. Quello che noi stiamo assistendo è semplicemente uno script. Sì, sono impostate per andare così, è una cagata mostruosa. In realtà questa meccanica esiste anche nei giochi arcade e si chiama fisarmonica. Sì, ma qua non ci può essere, cioè è vergognosa. No, nella Formula 1 no. L'effetto fisarmonica è una cosa che detesto. Puoi essere veloce quanto ti pare, ma tanto quelli dietro vanno più veloci. È che fare una gara 15esima. Cioè. Sei 15esimo adesso? Puoi vedere?
Sì, 15esimo. Vabbè. Peccato. Adesso mi supera. Partenza... Cioè, non so cosa fare, mi ritirerei, te lo giuro. Cioè... Se ti supera chiunque, bello. Vedi un po', magari nel discorso dei box, magari le cose cambiano. E ancora, sì, ciao, guarda. Ragazzi, non c'è storia, sinceramente preferisco tenere i pezzi per le prossime gare, non ha senso continuare a salvare dei box e saluti. Si ritira allora? Sì. Ok, seconda tappa andata a vuoto per i nostri piloti Ferrari, quindi Sì, no, veramente questo video mi dispiace ragazzi, ma ci sta, l'inghippo ci sta. 2 ritiri clamorosi per entrambi, almeno tu hai preso qualche punto nella sprint, però... Beh, guarda, ti dico una cosa, parlavamo anche di aumentare il livello di difficoltà per la troppa semplicità delle gare precedenti. Questo problema adesso non si presenta, sì, anche perché comunque qui io, ripeto, mi prendo le mie responsabilità, sono stato un coglione, perché questo ritiro lo potevo evitare. Male, sì. male. Mail, c'è poco da fare. Ritiro. Quindi... Adesso dobbiamo un attimo riordinare le idee, andare in fabbrica, capire cosa migliorare. Un briefing generale, e poi magari vediamo che nel prossimo video forse riusciamo a darvi qualche gioia, dai. Beh, siamo partiti anche troppo bene, adesso c'è una battuta d'arresto, ci può stare, nel senso... Un periodo di crisi, mettiamola così. Adesso Veneziano va da una figa giornalista a fare l'intervista, è andato tutto male ragazzi, ma mi consolo con una bella trombata questa sera. Beato te. Adesso chiaramente la classifica fa paura, la classifica fa un po' paura. La classifica ora è abbastanza imbarazzante, sì. Vediamola un po'. Vediamo la classifica. La classifica. Vede al comando Max con 97, Norris 95, Prussia 76, Veneziano quarto 69. Quindi tosta. Adesso comincia il crollo, siamo dietro a -8 dalla McLaren al secondo posto. Costruttore ancora comunque gestibile. Prussia nell'ultima intervista sconsolato si è tirato fuori il pacco davanti alla giornalista. Vabbè, e mi hanno arrestato e mi hanno detto non potrò correre nella prossima gara. Chi me la paga la cauzione? La pago io, dai, la paga il Kuma. Ottimo, perfetto. Vedi io comunque il cinese, in ogni caso il mio cinese davanti a Prussia non si sa il perché, ma certo che stiamo perdendo tanto come esperienza, rischiamo il licenziamento. Va bene figlioli, è stato quasi un piacere provare a correre in questi 2 giri che abbiamo fatto. Vi diamo appuntamento alla prossima puntata. Vediamo la prossima gara per capire se c'è speranza. E dove corriamo? Spero Catalogna, che è una gara favorevole. Per te? Sì, ma solo è per me, lo è che per te, vai tranquillo. Non voglio dire niente. Vediamo. Dopo quello che è successo non voglio dire niente. Sì, non mi aspettavo sta battuta d'arresto tua, sinceramente. Io era prevista, la mia era prevista, la tua no. Tieni premuto. 2 cagate, una più brutta dell'altra. Non mi aspettavo che la macchina mi andasse così diritto, su quel dirittone, ma ho ritardato anche la frenata. Poi magari, come dici te, l'ala magari avrà influito. Sicuro. Prossima gara Imola, gara anche questa comunque che è favorevole, quindi dai, un po' di speranza c'è. Per provare a riaddrizzare questo disastro che abbiamo fatto, dai. Sì. Raga, saluti dai nostri amici. Un saluto al comandone, anzi un saluto alla Pro 76. Adesso, ed è comanda Veneziano. Adesso vado a giocare col PRU e tanti auguri a me. Io sono Prussia, il capo di Prato. Ciao. Ciao ragazzi. Ciao.